Buonasera a tutti, benvenuti su questa che è la quarta puntata di Frecce in zona Cesarini. Io sono sempre Luca e vi ringrazio nuovamente per gli ascolti e le visualizzazioni di questo video podcast che va in onda come sempre sul canale di Frecce gestito da Sara Arco insieme ad altri podcast sempre del canale Frecce. Anche questa puntata la troverete online su YouTube e sui vari canali podcast. Bene, finalmente il mercato si è chiuso, così da poter giocare più o meno tranquillamente le giornate che restano da qui a fine campionato, più o meno tranquillamente, perché il mercato si è chiuso secondo me in maniera abbastanza triste e deficitaria, soprattutto perché nell'ultima partita giocata, quella di cui poi parleremo a breve, a Udine, si è purtroppo rotto Filip Stanković, il nostro grandissimo portierone che finora stava facendo un super campionato, e diciamo che il titolo di questa puntata potrebbe essere "Si è rotto Stanković", e però il Venezia ha venduto il finlandese sbagliato, perché come ormai saprete Joel Pohjanpalo, il nostro bomber capitano e amatissimo giocatore non solo dalla curva ma da tanti tifosi arancione-nero-verdi, non è più il nostro giocatore, si è accasato all'odiato Palermo perché ricordano i brutti trascorsi soprattutto alla fine della gestione Zamparini, quando Maniero e tutta la squadra venne portata da un giorno all'altro a Palermo, e quindi si dispiace molto soprattutto per come poi Pohjanpalo si era inserito in città e su come incarnava un po' una visione, incarnava un po' tutti noi, cioè tutti noi che siamo tifosi della squadra della nostra città, del Venezia, e per come lui viveva la città, per il suo vederlo in giro tranquillamente a Bacari, a bar, a bere spritz o birrette e a vederlo muoversi in barca. Quindi era un giocatore al quale eravamo molto affezionati, al quale io soprattutto ero molto affezionato, perché mi piaceva parecchio e soprattutto non me ne sarei privato nonostante tutto, nonostante il campionato di quest'anno non sia stato diciamo sfolgorante quello di Pohjanpalo. Però è anche vero che nel gioco di Di Francesco la sua posizione è sempre stata molto lontana dalla porta, e quindi ha avuto poche occasioni per sfruttare le sue abili dote di goleador, anche di rapina o comunque all'interno dell'area di rigore. L'anno scorso ha fatto veramente tanti gol, anche perché aveva vinto la classifica cannoniere del campionato cadetto, ci aveva guidato alla promozione. È vero che aveva dichiarato di voler restare a Venezia, ma molto probabilmente la società non ha fatto nulla per trattenerlo, non ha provato a trattenerlo, perché comunque è vero che lo stipendio propostogli dal Palermo è più alto di quello che percepiva qua, però essendo bandiera e capitano e capocannoniere dell'anno scorso, la società avrebbe potuto e dovuto magari fare uno sforzo, ma molto probabilmente le casse societarie non sono così rosee come ce le hanno dipinte. Speriamo che i giocatori in attacco che sono stati comprati non ci facciano rimpiangere Pohjanpalo. Sarà difficile, perché dei due arrivati in attacco uno dei due era riserva nell'unica squadra che è dietro di noi in classifica, ovvero il Monza, e l'altro ragazzo, anche se molto giovane, arriva da un campionato molto diverso da quello italiano, dal campionato ceco,
è molto giovane, speriamo si ambienti in fretta e speriamo segni caterve di gol. Sarà difficile, però vedremo. Quindi il mercato appunto si è chiuso così, con anche la cessione di Altare, altro giocatore molto legato e molto ben visto dalla curva sud e dai tifosi in generale, quindi l'atteggiamento della società è abbastanza discutibile. Anche il silenzio che continua ad esserci da parte del presidente e da altri della società non fa ben sperare. Quindi vabbè, detto questo, dispiace molto per Poyampalo e speriamo l'anno prossimo, se finiremo in Serie B, come purtroppo sembra che succederà, speriamo di giocarci contro e sperando che lui non segni o che al massimo segni un autogol in memoria dei bei tempi. Quindi detto questo passiamo all'ultima partita giocata dal Venezia, che è stata Udinese-Venezia, risultato finale 3-2 per l'Udinese. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa neanche un punto che sarebbe servito a poco, perché è vero che le squadre che ci precedono avevano perso in campionato nella stessa giornata, però in queste ultime 3 partite, che erano 3 partite alla nostra portata, avremmo dovuto realizzare più punti, invece abbiamo fatto 2 pareggi e una sconfitta, l'ultima appunto questa Udine per 3-2, partita che si era messa male, soprattutto per gli ennesimi errori di Joronen, appunto il finlandese che forse la società avrebbe dovuto vendere al posto di Poyampalo, ma che molto probabilmente non ha mercato e non ha squadre che lo vogliono acquistare, viste le prestazioni molto deficitarie da parte sua in questo campionato. Dispiace perché l'anno scorso Joronen non aveva mal figurato in Serie B, però forse anche per lui il peso del salto di categoria si è fatto sentire, non lo so, non capisco. Speriamo che il suo sostituto non ci faccia rimpiangere troppo Stankovic. Quindi sì, partita persa anche a Udine, partita che avevamo recuperato dopo essere andati sotto per 2-0, e salvo poi a pochi minuti dalla fine subire il colpo del KO del 3-2. Quindi sì, anche questa partita da dimenticare in fretta. Non si è giocato male, più o meno, diciamo sì, che il pareggio ci poteva anche stare, era anche averla recuperata dal doppio svantaggio poteva dare morale alla squadra. Stessa cosa successa all'andata, però all'andata vincemmo noi 3-2 con doppietta di Poyampalo, e invece niente, a Udine usciamo sconfitti di nuovo e adesso ci aspetta delle partite più complicate, più difficili, soprattutto la prossima in casa con la Roma rigenerata dalla cura di Ranieri, che è veramente oltre che essere un signore, un maestro in panchina, e per la sua Roma, la sua squadra del cuore, è ritornato ad allenare e sta facendo molto bene. E quindi sì, domenica alle 12:30 tutti al Penzo comunque a sostenere la squadra eccetera, perché comunque al di là dei problemi societari, al di là del silenzio della società, al di là di questo mercato di riparazione che di riparazione ha veramente poco, l'attaccamento dei tifosi nei confronti della squadra dell'Unione non è mai mancato e sicuramente non mancherà fino a fine anno, vada come vada. Io sono sempre più pessimista su quello che sarà il nostro destino a fine anno, però vedremo cosa succederà. E ultima nota in coda a questa puntata di Frecce in zona Cedarini, sui fatti nel post partita a Udine, fatti che non voglio commentare perché sono veramente incresciosi, e non li voglio commentare soprattutto perché avvenuti nell'anniversario
dell'agguato mortale fatto 30 anni fa a Spagna, compagno e tifoso genoano, assassinato sempre per mano di un altro tifoso armato di coltello, e queste cose veramente sembra che non abbiano insegnato nulla a chi va allo stadio, perché sono veramente cose deprecabili che non dovrebbero mai e poi mai succedere. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio nuovamente per l'ascolto e ci risentiamo settimana prossima per parlare assieme di quella che sarà stata Venezia-Roma al Penzo, domenica ore 12:30, orario pessimo, forse uno dei peggiori in questo calcio ormai spezzettato in più date e più orari, però oramai comanda la TV e quindi per ora ci dobbiamo adeguare sperando che le cose cambino. Quindi buona serata a tutti e alla prossima. Ciao!